Vabbè, dovevo parlare. No, è così. Sì, anche io inizio con i ringraziamenti, anche puntualizzando che mi è stato chiesto, o ordinato, non so, di essere abbastanza sintetico, ma soprattutto di concentrarmi da buon notaio sul ma cercare di concentrarmi, di fare il buon notaio nel portare i lavori del tavolo del turismo. Un tavolo che sembra forse mi dà anche abbastanza semplice da presentare. Io credo che su questo non sia perché il tema sia stato semplice, ma perché evidentemente qui faccio il mio primo ringraziamento obbligatorio. I colleghi che hanno lavorato nel tavolo, che hanno lavorato attraverso il portale, hanno saputo, partendo da distanze notevoli, concretizzare e riuscire anche a trovare dei punti comuni estremamente schematici e importanti, una cosa sicuramente positiva. È chiaro che parlando ed entrando nel tema, è a posto, del turismo digitale, guardate la slide, io l'ho guardata, non è questa, mi spiace, ve la racconta perché chi vede la slide si rende conto di quello che effettivamente abbiamo discusso all'interno del campo. Siamo partiti da una considerazione che era obbligatoria. Sta crescendo in maniera esponenziale quella che è l'offerta di intermediazione attraverso quella che è l'economia economy, attraverso quelle che sono le agenzie online. Sì, se riesci a parlare perché vediamo veramente meglio, se riesci, vedono anche loro qui. Attraverso l'online, attraverso quelli che sono i social commerce in questo momento. Pensate al successo che sta incontrando Airbnb, sta incontrando tutte le OLTA, le famose agenzie online, al successo dello stesso Facebook dal punto di vista commerciale. E quindi la riflessione è stata esattamente questa. Questi strumenti stanno oggi, da un lato, impoverendo, riducendo quella che è la marginalità di tutte le attività, non solo nel settore turistico, e d'altra parte cominciano a rispondere a una serie di richieste dei turisti. È un po' difficile, però siamo? Ecco, adesso vedete, sì, è questa. Guardate, effettivamente, poi quando entreremo proprio velocemente nelle strategie che ci siamo dati, la slide riesce in maniera precisa. Ecco, rispetto a questo ci siamo anche resi conto che oggi quello che sta crescendo è che queste, chiamiamolo così, intermediazioni online in genere, stanno non solo raccogliendo le istanze nel settore ricettivo e turistico, ma coprono le domande dei turisti, dei consumatori in tutti gli altri settori. Qui non si va solo a intaccare il settore del turismo, delle imprese turistiche, ma si interviene nel contesto di un territorio. Si interviene andando a portare via al territorio un insieme di possibilità, o meglio, a darle, perché questo è poi il tema che ci siamo posti. Siamo partiti da questo tema. Rispetto a questa situazione, rispetto a quello che sta avvenendo, cosa facciamo? La subiamo, reagiamo individualmente, oppure ci organizziamo e cerchiamo di trovare degli strumenti per sfruttarli, per utilizzarli o per combatterli. Con questo il termine in questo momento. E da questa riflessione è nata questa decisione di collaborare, di andare a una gestione di queste situazioni, è nato quello che è l'obiettivo che ci siamo dati. E non ecco perché credo che sia estremamente schematico, ma è governare e gestire i cambiamenti derivanti dalla crescita della rete web nei diversi aspetti che interessano il turismo, gestione e distribuzione dell'informazione, promozione e commercializzazione con lo sviluppo di un ecosistema digitale del bene. E per quanto riguarda il turismo, il tutto al fine di dare una risposta sempre più efficiente alle richieste dei turisti. E da questo sono nate poi quelle che abbiamo definito le strategie, le 6 strategie del turismo digitale. Guardate, la parte verde che voi vedete è il risultato di tipo finale. Io le riporto
e le rielenco sostanzialmente per dare il quadro generale, ma chi vede voi che state vedendo questa slide vedete contrappatte vedete quelle che riassume tutto quanto. La prima azione, la prima linea strategica è quella di portare avanti e di continuare nella diffusione di quello del Destination Management System, che attenzione sempre di più abbiamo visto all'interno del tavolo, non soltanto come strumento informatico, non soltanto come strumento web, ma nel caso si deve vederlo come uno strumento che può fare da governance di tutta una serie di prodotti e servizi turistici. Diventerà uno scambio di informazioni tra imprese e pubblico, ma soprattutto può diventare, attraverso quello che abbiamo definito, un momento di opportunità con il importante momento di prodotto di conoscenza produttiva. E questo attraverso alcune precisazioni che possiamo fare. Da un lato, per esempio, definire che alcuni termini del DMO siano inseriti obbligatoriamente nei processi formativi della regione, dall'altro attraverso una identificazione di un'app per il turista che va che permetta di collegarsi con quelli che sono i contenuti del DMS. Ma occorre anche evidentemente tutta una serie di attività a supporto delle imprese affinché questo strumento, questa è la seconda linea strategica, questo strumento diventi patrimonio di tutte le piccole imprese. Guardate, molto spesso ripeto la domanda che ci stiamo facendo un po' in tutto il settore di evento. Come facciamo a far sì che anche il piccolissimo imprenditore, anche la signora che gestisce, il signore che gestisce le due fragranze possa informatizzarsi? Questo è un obiettivo che evidentemente non possiamo portare per tutti, ma è anche uno degli strumenti che dobbiamo portarci ed alcuni interventi che lo possono permettere di fare. L'altro aspetto, lo citava prima Cadoni, è la digitalizzazione del territorio. La Regione Veneto è impegnata a diffondere tutto il territorio, quasi a utilizzare praticamente il 100% del territorio, il 85% del territorio è una parte importante. Quando si parla di digitalizzazione dobbiamo avere degli strumenti di tutto il territorio che permettono una comunicazione rapida ed efficiente. Questo è uno degli aspetti che noi ci apponiamo come aspetto, che citavamo prima, è quello di riuscire a fornire una serie di integrazioni tra offerta turistica e tutte le altre attività. Quando il turista arriva da noi o vuole arrivare da noi, non vuole prenotare solo la stanza, non vuole prenotare solo il soggiorno, ma chiede e ci chiede che la prenotazione sia complessiva, che si vada ai trasporti, che si vada agli eventi, che si vada alla gastronomia, alla guida turistica, a tutto quello che gli può servire. Ecco, io credo che questo siano degli aspetti su cui abbiamo lavorato come tavolo e ci sia un obiettivo di utilizzare questo strumento di DMS collegato anche poi all'interno di evento.eu per riuscire a fare in modo che queste prenotazioni, questa capacità di prenotazione di questo servizio complessivo al turista sia possibile. Altro tema, sicuramente anche questo molto importante, è stato il rapporto con le ONG, con le organizzazioni. Anche su questo credo che sia stata una persona comune che ci ha portato a un percorso che non si apre, anzi e che di istituire un tavolo comune del turismo rurale, dei soggetti dell'universo, che comincia a confrontarsi con le grandi intermediari locali. Ecco, in questo caso è chiaro, vediamo diverse minuti che probabilmente non hanno, ma si tratta di definire in che termini possiamo collaborare con questi eventi e anche in termini possiamo intervenire affinché i turisti che vengono attraverso queste agenzie trovano una proposta, un'offerta turistica che li permetta
mostro quello che funziona, tutto quello che serve, quello che offriamo, è spesso semplice. Pensiamo solo a questo, per un esempio, ma quando l'università riva che trova all'interno, sicuramente è difficile da costruire, ma un obiettivo su cui dobbiamo prenderci a lavorare è l'ecosistema digitale. So che collegato alla mia app posso arrivare a vedere qual è l'offerta, quali sono le esigenze e cosa rappresenta la sanità. Questo è l'obiettivo, ho parlato della sanitaria, ma dobbiamo muoverci in tutti i settori, dall'artigianato, dal culturale. Questo è il obiettivo su cui abbiamo voluto e abbiamo iniziato di lavorare per i prossimi anni nel tavolo. Chiudo dicendo questo sostanzialmente, che ripeto quello che diceva prima Silvio, noi abbiamo ritenuto come tavolo un momento di partenza questo, vogliamo partecipare, vogliamo continuare a operare affinché ci sia un monitoraggio su quello che abbiamo lavorato in questo periodo. Grazie.